benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Maltempo in Sicilia occidentale, scatta l'allerta rossa per la giornata di domani a Palermo e Trapani, scuole chiuse in entrambi i capoluoghi e ad Agrigento, previste piogge e temporali intensi. Fine corsa per il detenuto fuggitivo. Francesco Adragna, scappato dal tribunale di Trapani in attesa di un'udienza, è stato catturato nelle campagne di Xit, seguendo la moglie che gli stava portando beni di prima necessità. Resta in gravissime condizioni il turista polacco aggredito e rapinato del suo cellulare in pieno centro a Catania. Polizia sulle tracce del ladro, si analizzano le immagini della videosorveglianza. Il comitato centro storico denuncia pericoli per i residenti e per chi viene in vacanza. Il paradiso blu del Messinese, tra gli 11 riconoscimenti alla qualità delle spiagge siciliane, ben 4 riguardano località della costa ionica racchiuse in 10 chilometri. A Santa Teresa di Riva, Ali Terme, Roccalumera e Furcisiculo si guarda con fiducia la stagione estiva. E poi il calcio, parte male la pool scudetto del Catania. I rossazzurri offrono una prestazione deludente e perdono 2-0 in casa contro il Sorrento. Il primo gol ospite viziato da un vistoso fallo di mano. Buonasera dal TG Sicilia. Dunque, lunedì di maltempo in Sicilia, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta rossa a Trapani e in alcune zone del Palermitano. Scuole chiuse nelle due province, stessa decisione anche ad Agrigento e in diversi comuni dell'area occidentale dell'isola. Francesca Magri. Piogge e temporali, forti raffiche di vento e mareggiate. Si sveglierà così domani la Sicilia in un maggio climaticamente anomalo e la parte più colpita sarà quella occidentale. La Protezione Civile ha emesso un avviso, sarà un lunedì di allerta rossa in tutta la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano. Ma il maltempo comincerà a farsi sentire già da stanotte. È stata così disposta, come d'obbligo in questi casi, la chiusura delle scuole a Trapani e Palermo. Anche Agrigento ha deciso lo stop delle lezioni e tanti altri comuni delle 3 province hanno fatto la stessa scelta di lasciare gli studenti a casa. Leggermente migliori le condizioni atmosferiche nel resto della regione, ma è sempre allerta meteo. Sarà di colore arancione a Messina, Agrigento, Enna, Caltanissetta e nelle restanti zone del Palermitano che non sono state colpite dal rosso. Una situazione climatica più tranquilla dovrebbe riguardare la parte orientale dell'isola. Nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa la Protezione Civile ha diramato allerta gialla con cieli molto nuvolosi e piogge sporadiche. L'ondata di maltempo, decisamente fuori stagione, è legata a un vortice depressionario che si è formato tra la Tunisia e il Mar Libico e si sta dirigendo velocemente verso la Sicilia. Secondo le previsioni dovremo ancora attendere 15 giorni prima che le condizioni migliorino e si possa almeno parlare di primavera. Incidente mortale nella notte lungo la circonvallazione di Palagonia in provincia di Catania. Nello scontro tra un Opel Mokka e una Fiat Brava, un uomo di 42 anni ha perso la vita e 3 persone, tra cui 2 minori, sono rimaste ferite. Un altro incidente si è verificato nell'Agrigentino. Un 13enne è stato investito da un pirata della strada vicino alla Villetta della Pace a Favara ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'adolescente stava attraversando via Conte Ruggero quando è stato travolto dall'auto in corsa. Il conducente, un 18enne, non ha prestato i primi soccorsi ma è tornato poco dopo sul luogo dell'incidente. I carabinieri già sul posto lo hanno denunciato perché è risultato positivo all'alcol test. E andiamo a Trapani. È finita la fuga del detenuto Francesco Adragna, catturato stanotte nelle campagne di Xit. Le forze dell'ordine sono risalite a lui seguendo la moglie che gli stava portando beni di prima necessità. Laura Spanò. È finita alle 2:50 di stanotte, dopo 40 ore di ricerca, la fuga di Francesco Adragna, il detenuto che venerdì mattina era evaso dal Tribunale di Trapani, dove era stato condotto dal carcere di Agrigento per un'udienza. Il fuggitivo è stato rintracciato dai carabinieri del comando provinciale della polizia penitenziaria nelle campagne di Xitta, alle porte di Trapani, mentre si incontrava con la compagna che da ore veniva monitorata dalle forze dell'ordine. Adragna si trova già rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. L'imponente dispiegamento di risorse messe in campo
campo da carabinieri e polizia penitenziaria ha permesso di setacciare palmo a palmo tutti i quartieri e luoghi dove Francesco Adragna avrebbe potuto trovare appoggio sia in città ma anche nell'Interland. Eseguite numerose perquisizioni, posti di blocco, pattugliamenti, mentre gli investigatori monitoravano con attenzione i movimenti dei numerosi familiari e amici del detenuto evaso. La pressione esercitata ha indotto infatti la moglie a muoversi per aiutarlo, vista la necessità di un supporto logistico. La donna ha raggiunto così il fuggitivo nell'agro trapanese per portargli i beni di prima necessità. Carabinieri e agenti del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria l'hanno seguito fino a quando non si è incontrata nella notte con il 35enne in aperta campagna. Appena ricercato è salito sull'auto della moglie e scattato il blitz. Adragna ha provato nuovamente a scappare ma senza successo grazie alla prontezza del personale intervenuto. Venerdì mattina era arrivato a Trapani scortato dal carcere di Agrigento dove era recluso perché doveva comparire come imputato davanti al giudice monocratico del tribunale, imputato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Si trovava al primo piano del tribunale in una camera di sicurezza attigua all'aula dove doveva essere celebrato il suo processo. Non aveva manette a causa di un braccio ingessato. Mentre lui si dava alla fuga, il giudice che avrebbe dovuto giudicarlo chiamava il processo dando atto del necessario rinvio per sopraggiunta evasione dell'imputato. E torniamo a parlare del turista polacco aggredito e rapinato del cellulare in pieno centro a Catania. L'uomo è ricoverato in condizioni gravissime ma stazionarie. La polizia continua a cercare l'aggressore, forse un extracomunitario. Il comitato del centro storico torna a farsi sentire denunciando la scarsa sicurezza. Giusy Lazzari. Le sue condizioni sono gravissime ma stazionarie e sedato farmacologicamente il turista polacco di 35 anni aggredito e derubato del suo smartphone in pieno centro venerdì sera a Catania. Il delicato intervento chirurgico alla testa nell'ospedale Garibaldi e il trasferimento in rianimazione segnano l'epilogo di una rapina violenta come la città anche di notte allo sbando. Le volanti della polizia sono intervenute poco dopo la richiesta di aiuto di un residente della zona, ma l'aggressore, forse un extracomunitario, è riuscito a fuggire dopo aver rubato il cellulare. Secondo le prime indagini, il turista è stato colpito più volte con calci e pugni, è tramortito e caduto a terra battendo la testa. Adesso gli agenti della squadra mobile stanno esaminando le immagini della videosorveglianza tra via Neve all'angolo con via Penninello, vicino a piazza Stesicoro, in pieno centro storico, per ricercare indizi e risalire così all'aggressore. C'è anche l'amarezza del gestore del B&B che ospitava la comitiva di polacchi, tutti giovani, che erano appena arrivati in città. Per loro il ritorno in patria, racconta il titolare della struttura, dove la notizia dell'aggressione ha destato scalpore ed è stata ripresa anche dai media. Sono andati via impauriti, aggiunge, un brutto segno per l'intera città e per noi operatori turistici, alle prese con l'abusivismo e l'assenza di sicurezza soprattutto in centro. E proprio i comitati dei residenti del centro storico da anni denunciano lo stato di degrado e abbandono che ora rischia di pesare anche su chi viene in vacanza. Questi episodi potrebbero scoraggiare il turismo, così come scoraggiano da anni la frequentazione nelle ore serali da parte di famiglie di Catania del centro storico. Quindi in una città che offre tanto potremmo, per una crescente violenza al centro storico, registrare una riduzione di una delle fonti più importanti anche di tipo economico, che è quello turistico. E da anni i comitati denunciano anche la richiesta di una presenza più costante di servizio d'ordine delle forze di polizia. L'assegnazione delle bandiere blu in Sicilia ha confermato gli 11 riconoscimenti dello scorso anno. Tra questi ben 4 riguardano località racchiuse in circa 10 chilometri. Sono quelle della costa messinese che ora si candida a diventare la Riviera Blu. Francesco Triolo. L'idea di una Riviera Blu è più attuale che mai. La costa ionica del Messinese ha fatto anche quest'anno il pieno di bandiere blu, il riconoscimento della ONG danese FI che premia le spiagge più sostenibili. Da Ali Terme a Santa Teresa di Riva il vessillo tornerà ad essere ben esposto sui lungomari nella prossima stagione estiva che partirà a breve. 4 bandiere blu in poco meno di 10 chilometri. Non è certo una novità e la soddisfazione è doppia perché rappresentano tutte delle conferme. Da Santa Teresa di Riva, che ha
fatto da apripista nel 2017 ad Alit Terme con Roccalumere e Furcisiculo che ha raggiunto il bis dopo il riconoscimento del 2022 alla prima candidatura. Tutti i paesi della Riviera Ionica hanno lavorato per implementare i servizi sulle spiagge e sui lungomari rispettando criteri di gestione del territorio con l'obiettivo di diffondere buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Gioiamo ancora di più anche perché non solo la nostra comunità ma anche gli altri comuni del comprensorio sono riusciti nuovamente a riconfermare questo riconoscimento e questo ovviamente gratifica il lavoro che con grande impegno la comunità di Santa Teresa di Riva ha portato avanti, che è stato seguito da altri e che speriamo possa proseguire anche nei prossimi anni per avere una Riviera Ionica sempre più blu e per avere ovviamente una qualità dei servizi delle nostre spiagge, del nostro mare che sia sempre migliore e al top. La soddisfazione è doppia perché l'essere stati riconfermati vuol dire che abbiamo lavorato bene e che stiamo avviando un percorso virtuoso per la nostra comunità da condividere con i nostri concittadini, con gli operatori turistici. Più servizi per i cittadini e turisti significa più sviluppo per il nostro territorio. Adesso, in vista della stagione estiva, bisognerà migliorare ulteriormente le strade litoranee e gli arenili per renderli più accoglienti ai visitatori. La stagione turistica partirà a giugno, ma c'è già un appuntamento che servirà per diffondere l'educazione ambientale. Il 4 giugno prossimo, sulle spiagge di tutto il comprensorio, si terrà la giornata ecologica Plastic Free. 8 comuni, grandi e piccoli, per una giornata all'insegna dell'ambiente, perché qui spiagge e mare possono rappresentare un volano per il turismo e vanno salvaguardati. Ottimi riscontri in Sicilia per la notte europea dei musei, numerosi siti aperti, tra i visitatori anche tanti giovani che alla serata in discoteca hanno preferito un tour culturale. Francesco Aloi. Ok, quanti siamo? 5, quindi sono 5 biglietti. €1 per un biglietto. Nella notte europea dei musei, famiglie e gruppi di amici hanno scelto la cultura. Dal palermitano al catanese, molti i siti che hanno aderito all'iniziativa. Qui siamo a Siracusa, nel parco della Neapolis. Per noi è la prima volta venire di sera, vedere tutto illuminato, è molto suggestivo. Una cosa che dovrebbero fare tutte le settimane, diciamo, per il turismo che abbiamo a Siracusa. Era parecchio, non venivo, da ragazzino non si è apprezzato come si è apprezzato ora. Mai visto di sera, spettacolare, veramente. Promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale è questo l'obiettivo dell'evento, giunto alla 19ª edizione. Posti che solitamente sono aperti di giorno, li apriamo appunto di sera per poter consentire questa nuova visione molto suggestiva, sicuramente molto bello anche per quelli che conoscono già questi posti. Così al sabato sera in discoteca molti giovani hanno preferito qualcosa di diverso, un tuffo nella storia. Abbiamo saputo che c'erano i musei aperti e quindi siamo venuti anche qui a visitare. Molto bello, caratteristico, non l'avevo mai visto col buio. Visto che c'è questa occasione si sceglie di passare da qua. Dentro l'orecchio di Dionisio qualcuno gioca con le ombre, qualcun altro scatta un selfie di gruppo. Bello il selfie, cioè l'orecchio di Dionisio 2.0. Loro due ne approfittano per un abbraccio davanti alla grotta dei Cordari. Le luci rendono tutto ancora più suggestivo. È una gioia vederlo adesso, senz'altro di notte. È un'altra cosa rispetto a vederlo di giorno. Ne vale la pena. Da dove arriva? Da Siracusa, almeno così ce lo godiamo un pochettino. Io torno qui dopo 40 anni ed è sempre uno spettacolo. Anche se è maggio, il clima è un po' autunnale, ma la pioggerellina non ferma nessuno. La cultura vince. Migliaia di persone di tutte le età non hanno voluto perdere l'appuntamento con la Corri Catania, giunta alla 15ª edizione. La corsa camminata partita da Piazza Università è stata una grande festa di sport e solidarietà. Eva Spampinato. La fanfara dei bersaglieri catanesi ha fatto da apripista al popolo delle magliette bianche che pian piano si è radunato prima in Piazza Università e poi in Via Etnea per prendere parte alla 15ª edizione di Corri Catania, la corsa camminata di beneficenza che quest'anno devolverà il suo ricavato alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di un'auto medica. L'anno scorso è stato finanziato un ambulatorio solidale, quest'anno grazie alla macchina riusciamo ad arrivare sul territorio a tutte quelle persone che per diverse disabilità legate a patologie o ad anziani non si possono spostare, non possono giungere all'ambulatorio, grazie alla macchina acquistata da Corri Catania andremo lì dove c'è bisogno. Corri Catania batte il maltempo, l'entusiasmo, la passione, la gioia e la voglia di fare solidarietà non mancano. Quest'anno si entra dentro la Villa Bellini.
sì, questa meraviglioso polmone verde, e ci sarà circa 1 chilometro all'interno della villa. Il cielo grigio e la minaccia di pioggia non hanno scoraggiato la gente. Famiglie con bambini, passeggini, carrozzine, cani, atleti ed ex atleti, scolaresche. Un po' di riscaldamento ci vuole. Siamo ex atleti, perciò ma molto ex. Anche con i bimbi piccoli, stiamo attenti però, sì, con la manina. Ci riscaldiamo, noi veniamo da Gela. Venite ogni anno? No, è la nostra prima esperienza. È la prima volta per me questa. E niente, non vedo l'ora. Non posso correre, non ce la faccio più. Una volta correvo quando ero ragazza, ora sono più grande. Però sono contenta di questa manifestazione. Ecco lo spirito che contraddistingue la manifestazione. Mattina presto, sveglia, colazione, ci proviamo tutti quanti con entusiasmo, prendiamo la metro per evitare di lasciare la macchina in centro e poi siamo qui. Poi si festeggia la mamma? Sì, già tutto pronto. Le sue bimbe sono cresciute insieme alla Corri Catania. La loro crescita è scandita anche dalle foto del Corri Catania, quindi. Tutti i numeri 11 da che anno? Dal 2010, dalla seconda edizione. Alle 10:15 il via. Nessuno scatto, ma un incedere deciso verso la meta, la solidarietà. Fermiamo tra poco lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, parte male la pool scudetto del Catania, i rossazzurri offrono una prestazione deludente e perdono 2-0 in casa contro il Sorrento. Il primo gol ospite viziato da un vistoso fallo di mano, Angelo Gaiano. Un Catania brutto e mai in partita, perde la prima gara interna della stagione e compromette il cammino pool scudetto. Contro il Sorrento, Ferraro conferma il modulo con qualche variazione negli uomini. La sostanza però rispetto all'ultima di campionato non cambia. Il Catania non riesce a pungere in avanti perché il Sorrento, schierato in maniera speculare, aggredisce in ogni zona del campo e crea supremazia in mezzo al terreno di gioco. Il Catania va in sofferenza quasi in avvio di gara, provvidenziale la chiusura di Rapisarda su Petito. Serve un quarto d'ora alla squadra di Ferraro per riorganizzarsi, ma nei primi 20 minuti i rossazzurri sono costretti ad inseguire gli avversari. Boccia per Sarao, la girata dell'attaccante accarezza il palo alla sinistra del portiere avversario. È l'azione più pericolosa di tutta la partita. Sul finire del primo tempo, Scala del Sorrento sfiora dalla distanza il vantaggio per gli ospiti. Decisamente meglio i campani nella prima parte di gara, che confermano di stare meglio del Catania anche nella ripresa. Questo errore del primo assistente dell'arbitro Pizzi risulta però decisivo per il risultato finale. La svista del signor De Palma indirizza e condiziona il risultato finale di una partita, come detto, mai giocata però dal Catania. Netto il fallo di mano di Petito sul vantaggio del Sorrento, impossibile non vedere da così vicino. Il Catania perde la testa, resta in 10 per l'espulsione di Lorenzini, che salterà, lo ricordiamo, la trasferta di Brindisi di mercoledì, e perde anche malamente la partita. In pieno recupero il Sorrento realizza infatti la seconda rete, ma ormai i rossazzurri erano già fuori dal campo. Inutili anche stavolta i cambi di Ferraro. La sconfitta contro il Sorrento ha poche attenuanti e, come detto, condiziona il cammino dei rossazzurri in questa post-season. Anche una vittoria mercoledì sul campo del Brindisi potrebbe risultare inutili per un approdo degli etnei in semifinale. Etnei che hanno però l'obbligo di provarci. Sconfitto di misura a Cagliari a 90 minuti dalla conclusione della stagione regolare in Serie B, il Palermo è ancora padrone del suo destino. I rosanero venerdì sera dovranno battere il Brescia se vorranno qualificarsi per i play-off. Marco Gullà. Una sconfitta che poteva certamente essere evitata, ma che alla fine non inciderà sul cammino play-off del Palermo. Rosanero che a 90 minuti dalla fine del campionato venerdì sera avranno un altro match point. Basterà battere il Brescia al Barbera per avere la certezza matematica della qualificazione ai play-off. Dicevamo di un Palermo che ieri al Sant'Elia non ha demeritato. La formazione rosanero era anche passata in vantaggio con Segre, ma come ormai da copione è arrivata la rimonta avversaria. Prima De Iola e poi la Padula hanno ribaltato lo score. La prestazione è stata in linea con quella che è stata la crescita della squadra. L'abbiamo fatto in uno stadio ostico contro una squadra che ha valori importanti, con personalità, con identità. C'è il rammarico perché in certe situazioni dove potevamo portarla definitivamente alla nostra parte non siamo stati abbastanza capaci e bravi nel farlo. Sicuramente l'espulsione ci ha penalizzato, su questo un piccolo dubbio, come dicevo ai vostri colleghi, che probabilmente Marconi è vero che fa fallo, ma la Padula da terra lo sbilancia e probabilmente c'era un fallo precedente di La Padula.
e probabilmente in parità numerica non so come la partita poi sarebbe finita. Ma il paradosso è che anche con il pareggio comunque dovevamo vincere l'ultima partita, dunque la sostanza non cambia. Appunto, vincere l'ultima partita. La qualificazione playoff passa quindi dal Barbera, con i rosanero che dovranno sconfiggere il Brescia, che verosimilmente giocherà i play-out per non retrocedere. Siamo dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti, perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra di grande blasone, e nonostante la sconfitta però siamo dentro i playoff e adesso ci giocheremo tutto nell'ultima partita contro Brescia in casa, dove ci sarà uno stadio dove ci darà una grossa mano. Al Barbera ci sarà Brunori, che ha scontato il turno di squalifica. Giorni intensi di lavoro per il Palermo, che venerdì sera non può fallire. Seconda salvezza consecutiva in altrettanti campionati di Serie C per il Messina, sempre con il tecnico Raciti in panchina e sempre con un gol decisivo di un messinese. Nel play-out contro la Gelbison il sigillo sulla permanenza in Lega Pro l'ha messo Ragusa davanti a oltre 50.000 tifosi. Sergio Colosi. L'anno scorso il gol salvezza contro il Taranto del capitano Pepperizzo. Questa volta un altro messinese, Nino Ragusa, anche lui con la fascia al braccio, ha deciso la sfida dei play-out contro una Gelbison apparsa più squadra. Nel Messina invece hanno brillato le individualità, su tutte quelle del portiere Fumagalli e del difensore Ferrini, nel contesto di un gruppo stanco e logoro dopo una lunga rimonta. 2 salvezze firmate da Ezio Raciti. Devo dire grazie a questi ragazzi, devo dire grazie al pubblico veramente di categoria superiore. Oggi hanno dimostrato che la Serie C per il Messina veramente sta stretta, perché oggi hanno dimostrato tutto il calore, tutto l'amore che hanno per questa maglia. Devo dire grazie per come hanno partecipato. Il capitano Ragusa è decisivo, ma anche motivatore, uomo squadra in una sfida incerta. Ci sono stati piccoli momenti della gara in cui veramente è stata dura, perché comunque la Gelbison è una squadra che si è fatta rispettare sia all'andata che al ritorno, quindi ci sono stati veramente momenti un po' faticosi, ecco, quindi la forza di oggi è stata quella di crederci sempre, di costruire fino all'ultimo, perché anche ai ragazzi dentro prima della partita ho detto che il gol si può fare subito ma si può fare anche verso la fine, quindi ci voleva comunque equilibrio, ci voleva una forza dentro e una forza mentale troppo grossa per raggiungere questo risultato, quindi sono soddisfatto della prestazione, ma soprattutto sono soddisfatto di quello che hanno messo in campo oggi veramente tutti i ragazzi che hanno giocato, quindi è stata veramente una gara preparata bene, approcciata bene, e poi come tutte le partite ci sono momenti di difficoltà, soprattutto alla fine. Abbiamo rischiato un po', però alla fine siamo qui a festeggiare, a goderci la vittoria. Messina festeggia e Sciotto riflette. Una squadra più ambiziosa della doppia salvezza raggiunta passa dalla necessità di un forte potenziamento societario. E per stasera ci fermiamo, grazie per l'attenzione, buona serata.